che avesse voglia di sedersi in seconda fila. Grazie a tutti. Noi del quarto d'ora accademico un po' ce ne freghiamo e abbiamo aspettati 12 minuti, basta. Come prima cosa vorrei fare i ringraziamenti che me li sono scritti, perché magari nell'agitazione mi dimentico qualcuno e non vorrei. Quindi innanzitutto Flavia e Giacomino, che si sono sorbiti le 3 ore di laboratorio ogni sera a casa, e li ringraziamo molto perché hanno resistito. Enza e tutti coloro che abitano in questa casa, perché sono dimostrati estremamente gentili, non solo per l'elettricità. Il coro polifonico di Seneghe, perché ci ha lasciato usare la loro stanza delle scuole elementari, sono stati molto gentili, quindi grazie. La scuola di karate, perché dovevano fare lezione nella scuola elementare e gentilissimamente hanno sospeso per gli 8 giorni di laboratorio. Mario, l'operaio del comune, perché ogni esigenza è stata soddisfatta. Il comune stesso, perché senza l'appoggio del comune e di tutti i membri noi non saremmo riusciti a fare molte cose. Damiano per le percussioni africane. Tutto il festival per Da Sonadora e il festival di Seneghe, perché ci ospita qui ogni anno e ci dà la possibilità di fare una cosa che per noi è molto molto speciale. E poi tutta Seneghe, perché senza tutta Seneghe noi non saremo proprio qui. E la cosa bella che ci succede a me e a Glauco quando veniamo qua è che ci sentiamo sempre meno continentali e sempre più seneghesi, quindi è una cosa che ci onora molto. In questi vorrei dire 2 cose e poi basta, perché sennò mi agito troppo, mi impappino. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è estremamente sottile e delicato. Con questi 10 musicisti e anche altri che hanno fatto parte dei laboratori in questi anni abbiamo fatto musica, ma abbiamo anche cercato di fare un sacco di rumore col silenzio. E la prova di questa sera è che anche il pubblico in realtà ha capito questa cosa e il silenzio alla fine non va riempito né di parole né di robe, ma va ascoltato, perché è la cosa più sincera che uno possa dire o fare nella sua vita. Un'altra cosa è che credo che tutti i musicisti e anche gli ascoltatori abbiano capito è che io e Glauco come musicisti pensiamo che un pezzo di ferro, un tubo di ferro suonato con una grande intensità e passione abbia la stessa dignità di un primo violino della Scala, e è una cosa a cui teniamo molto. E, parlando con i ragazzi della nostra leva, che sono amici di Seneghe, che sono andati via più o meno 15 anni fa dal paese dicendo che durante la loro adolescenza facevano la musica strana e magari non venivano capiti fino in fondo. In realtà in questi ultimi 10 anni, tornando a casa, hanno ritrovato una Seneghe con un'anima risvegliata, e quindi secondo noi è assolutamente prezioso tutto il lavoro di questi 10 anni di festival, con tutti gli scazzi che uno può avere organizzando una cosa in comunità, ma fa bene perché i figli, i bambini crescono vedendo queste cose qui e tante altre che se non ci fossero farebbero veramente la differenza. Loro, questi 10 musicisti, sanno che l'orchestra che esiste qui esiste solo per 9 giorni, solo a Seneghe, e però che avrà un eco che durerà tutto l'anno, e quindi è una cosa per noi assolutamente meravigliosa. Vi ringraziamo tantissimo del silenzio e vi auguriamo un buon ascolto silenzioso. Grazie mille.
Because you don't speak the language doesn't mean you can't understand. Just because you don't speak the language doesn't mean you can't understand. Just because you don't speak the language doesn't mean you can't understand.